Siamo ora agli spettacoli. Oliver Scardi, l'ex cantante dei Pittura Fresca, ha deciso di girare il videoclip del suo ultimo album a Vittorio Veneto in un'ambientazione particolare. Vediamo quale. Chuck tra le immondizie. Sir Oliver Scardi, al secolo Gaetano Scardicchio, non finisce di stupire. Set del suo ultimo video tratto dall'album Piranha in collaborazione con i Fahrenheit 451, l'ecocentro Savno di Vittorio Veneto. Rifiuti di ogni genere come scenografia. L'arte più bella nasce sempre dalle cose più povere, dalle cose più semplici e spesso e volentieri dalle cose abbandonate. Secondo album da solista di Scardi dopo Grande Bideo e soprattutto dopo lo scioglimento dei Pittura Fresca. Nel brano Cammina, cammina, Scardi si ricicla, Scardi si sdoppia con il suo alter ego, un pupazzo di latta realizzato ovviamente con materiale di scatto. E nel suo reggae di denuncia sociale Sir Oliver ne ha un po' per tutti. Bisognerebbe riciclare l'intelligenza che c'era una volta in questo paese. Un video che ha inaugurato la collaborazione con il regista trevigiano Andrea Princivalli. Ho deciso di trasformare in riciclo Scardi stesso, diciamo, quindi l'ambientazione più adatta poteva essere chiaramente una discarica o Napoli in realtà in questo momento. Abbiamo preferito una discarica perché comunque c'è lo stesso la vena di polemica ma non troppo insistita.